Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Le ricette di Franci74. Oggi prepariamo insieme malloreddus alla campidanese. Malloreddus alla campidanese è il piatto sardo tipico per eccellenza che ormai da generazioni in Sardegna si prepara. Solitamente si preparava per i giorni di festa perché vengono conditi alla campidanese con un sugo di pomodoro con un ragù di salsiccia, quindi questa è la particolarità di questo piatto. E nel resto d'Italia i malloreddus vengono chiamati gnocchetti sardi e mentre prima veniva prodotto dai pastifici nostri sardi, adesso ormai da diversi anni viene prodotto anche dai grandi marchi, quindi non soltanto si trova nel resto d'Italia, ma la possiamo trovare credo ovunque, anche nel resto del mondo. Allora, oggi noi la prepariamo in casa, quindi facciamo della pasta fresca. Vediamo subito quali sono i nostri ingredienti. Per i malloreddus ci serviranno 300 g di semola rimacinata, 200 ml di acqua, un po' di sale. Per il nostro sugo invece ci serviranno 350 g di salsiccia, del basilico, olio extravergine d'oliva, 1 litro di passata di pomodoro, del formaggio grattugiato e del sale. Allora, la prima cosa da fare è impastare appunto i malloreddus, quindi mettiamo la semola dentro una ciotola, facciamo una piccola fontana al centro e poi aggiungiamo l'acqua che ho scaldato leggermente al microonde, deve essere un po' tiepida, non calda, mi raccomando. Non dimentichiamoci del sale, mettiamo un pizzico. Una volta che la semola ha assorbito tutta l'acqua, trasferiamo l'impasto direttamente sul piano da lavoro. Mettiamo un po' di semola così non facciamo attaccare l'impasto e continuiamo a lavorare. Ho lavorato la pasta circa una decina di minuti, ho ottenuto questa consistenza, vedete, abbastanza morbida e neanche troppo appiccicosa. A questo punto prendo la pellicola per alimenti e la lasciamo riposare per una mezz'oretta. Una volta che abbiamo messo a riposare la pasta per i malloreddus, dobbiamo pensare a fare il sugo. Allora, negli ingredienti mi sono dimenticata di dirvi che c'è anche un po' di cipolla, che adesso tagliamo. Io ho preso una cipolla grande, ne tagliamo un pochino, la tritiamo e subito dopo andremo ai fornelli a fare il sugo. Allora, ho messo in un tegame olio extravergine d'oliva, l'ho fatto riscaldare e adesso metto la cipolla a rosolare. Per quanto riguarda le quantità della cipolla, quelle sono molto soggettive, come un po' per tutti
come per tutti gli aromi. Ecco, io lo dico sempre nei miei video che l'aglio, la cipolla, le spezie sono delle cose che comunque dobbiamo dosare noi con i nostri gusti, ecco. Allora, a questo punto facciamo quindi rosolare bene la cipolla, quindi aspettiamo bene che sia dorata. Nel frattempo che la cipolla sta finendo di rosolare, io ho tolto dal budello la salsiccia, quindi l'ho posizionata in questo piatto. Ok, c'è chi non lo fa anche questo lavoro, che la salsiccia appunto la taglia a pezzettini direttamente. Questa è una cosa assolutamente opzionale, quindi se si vuole fare si fa, se no non è un problema. Ora la cipolla è ben rosolata, la salsiccia è pronta e la possiamo mettere direttamente nel tegame e facciamo rosolare bene anche la salsiccia insieme all'olio e la cipolla. Vedete, io nel frattempo che rosola la schiaccio un pochino, proprio per renderla un pochino più, a pezzettini un po' più piccoli. E io per questa ricetta sto utilizzando una salsiccia senza anice, però originariamente in Sardegna la salsiccia era quasi tutta con l'anice, poi con l'andare del tempo i produttori sono venuti un po' incontro ai gusti dei consumatori, quindi ovviamente potrebbero in commercio sia quella con l'anice che sia senza. Io preferisco quella senza. Ok, a questo punto, quando la salsiccia è abbastanza rosolata, possiamo aggiungere il sugo, la passata di pomodoro. Ok, mescoliamo un altro po'. A questo punto aggiungiamo il sale, per il momento mettiamo una quantità minima di sale per poi una volta che il sugo si sarà leggermente ristretto lo assaggeremo e vedremo appunto se ha bisogno di aggiungerne un pochino. Quindi cuociamo il sugo, mettiamo il coperchio. Per i primi 10 o 15 minuti lo lasciamo cuocere senza il basilico, gli ultimi 15 minuti aggiungiamo anche il basilico. Nel frattempo che il sugo cuoce, noi abbiamo ripreso la pasta che ha riposato circa una mezz'oretta. Quindi una volta tolta dalla pellicola la pasta, la rilavoriamo leggermente. Ok, poi tagliamo un po' di pasta con un coltello affilato e facciamo dei piccoli salsicciotti spessi più o meno 1 centimetro. Ovviamente meno sarà spesso il salsicciotto, più piccolo sarà il nostro malloreddu. Okay. Quindi ho fatto il mio salsicciotto di circa, vedete, 1 centimetro e poi vado a tagliare tanti piccoli pezzettini di pasta. Con questo attrezzino, vedete, di legno che è scanalato, prendo il pezzettino di pasta e faccio così e ho formato il mio primo malloreddu.
Allora, ho quasi terminato di fare i miei malloreddus. Nel frattempo ho tolto dal fuoco il sugo, che è pronto, e ho messo una pentola di abbondante acqua salata a bollire, quindi non appena avremo ultimato gli ultimi malloreddus potremo tuffarli nell'acqua e non appena riprenderà il bollore dobbiamo contare circa 4-5 minuti, quindi io adesso termino con i miei malloreddus. Una volta che l'acqua sta bollendo noi siamo pronti per mettere i nostri malloreddus a cuocere, ecco qua. Una volta che l'acqua riprenderà il bollore, contiamo sui 4-5 minuti al massimo. Ecco qui i malloreddus scolati, conditi e impiattati, prontissimi da mangiare, ancora fumanti. Sono veramente uno spettacolo, il profumino la dice veramente tutta sulla bontà di questo piatto, semplice, anche povero se vogliamo, però veramente buonissimo. A me piace accompagnarlo con un vermentino bianco, poi questo sta anche a vostri gusti, magari voi preferirete il rosso, va benissimo anche il rosso. Ovviamente qui ho la mia forchetta che mi servirà per fare la prova assaggio, che non vedo l'ora di fare. Buoni! Allora, se vi è piaciuta questa ricetta fate un like e se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi al canale e attivate la campanella di notifica così non perdete nessun video. Venitemi anche a trovare sul sito che è www.lericette-di-franci74.com e sui miei social che sono Instagram e Facebook. E volevo ringraziare Deni per il mio grembiule. Come vedi Deni l'ho indossato come promesso. Allora mi raccomando non perdetevi il prossimo video. Ciao!